Rieccoci insieme, cari telespettatori, un argomento molto interessante e coinvolgente. Parliamo di ambiente, parliamo di natura, parliamo di possibilità di migliorare lo stato di salute delle persone, di tanti argomenti che si compenetrano l'uno con l'altro anche se appaiono un po' distinti. E due sono gli ospiti che sono collegati con noi, ve li presento subito. Ben ritrovato al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, grazie di essere qui. Grazie a lei per l'invito e una buona serata ai Virtualmente qui, è ascoltatori. stato anche fisicamente, ma accettiamo anche virtualmente vista la distanza. E lo stesso vale per la dottoressa Rita White, psicologa clinica e psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia. Grazie dottoressa. Grazie a voi, buonasera. Allora, con la dottoressa parleremo, l'abbiamo già fatto, di biofilia, ma in realtà non soltanto, la natura come medicina per il corpo e per la mente. È estremamente interessante, ci sono delle indagini molto approfondite, se ne parla a diversi livelli, ma come attuarlo, come avviene questo meccanismo che anche ci guarisce, in qualche modo ci fa stare bene, ce lo spiegherà direttamente in trasmissione. E invece incominciamo con il presidente SIMA, dottor Alessandro Miani, a parlare di un'altra cosa, di vita con i nostri animali domestici, in modo particolare con i cani. È sempre più frequente il rapporto tra il cane e il suo padrone, ma è un rapporto che si è scoperto da studi condotti nel tempo che è estremamente positivo e propedeutico allo stare meglio, sia dal punto di vista mentale che salutistico in senso fisico. Ci racconti, Presidente? Grazie. Innanzitutto viviamo in un paese in cui circa il 34% delle famiglie italiane appunto vive con almeno un cane o un gatto in casa e il 22% delle famiglie vive con uno o più cani, quindi è un paese molto amante degli animali domestici e in particolare dei cani, e quindi sapere che avere un animale domestico, prendersene cura e grazie, voglio dire, al tempo dedicato all'animale possiamo anche stare meglio fisicamente, psichicamente, socialmente e avere anche un comportamento pro-ambientale è qualcosa che sicuramente va sottolineato. Questo di cane e padrone più sani insieme è un format che la nostra società scientifica ha lanciato già diversi anni fa e che si chiama Friends for Wellness, proprio a sottintendere il valore del rapporto e della relazione. Partiamo da questo dato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti almeno dai 150 ai 300 minuti a settimana di attività fisica aerobica moderata. E quindi una passeggiata quotidiana con il cane di 20 o 30 minuti al giorno equivale circa a 140-210 minuti di questa attività fisica moderata a settimana, e quindi camminare ogni giorno con il cane può aiutare a raggiungere le raccomandazioni minime dell'OMS. Peraltro ci sono degli studi proprio dell'OMS che ci dicono che i proprietari di cani hanno una probabilità circa 4 volte superiori di raggiungere i livelli appunto raccomandati di attività fisica. Ma cosa significa avere questi livelli raccomandati? Quali sono i vantaggi? Bene, innanzitutto sono cardiovascolari. Molti studi ci dicono che il possesso di un cane è associato a una riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause del 24% e un meno 31% di mortalità cardiovascolare. Il dato sottolinea, diciamo, la forte associazione tra cane, movimento, socialità e salute cardiovascolare. Basta muoversi, Poi, cioè che non sia soltanto portarlo fuori no, come fanno non deve certi. essere un cane da Ecco, salotto, dia il deve essere consiglio un a cane chi ci ascolta. che portiamo fuori 2 o 3 volte al giorno per il tempo necessario, e questo ci consente di fare quella passeggiata quotidiana che contribuisce appunto a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, ma anche di ictus, di ipertensione arteriosa, di diabete di tipo 2, di sovrappeso e obesità, depressione, ansia, demenza, declino cognitivo e anche isolamento sociale e stress cronico. Quindi gli impatti sono davvero molto positivi.
e considerate che sempre secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'attività fisica regolare riduce il rischio di malattie cardiache ictus del 19%, di diabete del 17%, di alcuni tumori tra l'8 e il 28% e anche diciamo, di impatti molto positivi tra il 28 e il 32% di depressione e demenza. Quindi Mentre questo è sempre importante. dati, diciamo, che vengono dalla ricerca ci dicono che il 31% della popolazione adulta mondiale non raggiunge oggi i livelli raccomandati di attività fisica e questo ovviamente incide molto negativamente sulla salute. E tornando ai nostri amici animali, invece potersi dedicare al proprio cane, alle volte vedo anche dei gatti al guinzaglio, però il cane, diciamo, è l'animale più raccomandato dalla scienza, ci consente davvero di muoverci, di uscire, di avere più accesso alla luce naturale, di avere, voglio dire, anche un contatto maggiore con la natura e con tutti i benefici che questa porta e ridurre soprattutto in maniera drastica la sedentarietà. Consideriamo che in Italia la sedentarietà riguarda 3 persone su 10, quindi sono numeri importanti che poi ricadono anche sui nostri sistemi e servizi sanitari perché portano a una serie di problematiche, di patologie, senza considerare l'isolamento sociale degli anziani che invece con un cagnolino possono anche trovare occasione per fare 2 chiacchiere, la necessità di uscire quando magari uno non ne ha voglia e farlo anche in tutte le stagioni dell'anno, quindi questo porta ad avere anche una maggiore propensione a vedere la natura, a stare nella natura, che sia la natura di Certo. quartiere, che sia il parco urbano. Ecco, tutto questo ha un peso anche proambientale perché avvicina di più le persone appunto al mondo naturale. Ecco, oltre a questo E avvicinamento, mi interrompo solo un attimo, c'è un altro aspetto interessante che si sta diffondendo, di portare l'animale domestico che è un affetto anche nelle strutture ospedaliere quando si tratta di percorsi di cure particolari, anche oncologiche, di lungodegenza, proprio perché è anche l'affettività che si riesce a esprimere, questa complicità che si crea con il proprio amico, amico di vita, è un aspetto importante anche. beh, consideriamo che oggi il cane, il gatto, comunque il pet in generale è riconosciuto proprio come un membro della famiglia e quindi in una società moderna e intelligente poterlo portare al lavoro. Ci sono alcune aziende che ti consentono di portarlo in ufficio. Eh sì. Inizia ad esserci questa pratica di poter essere accompagnati quando si è ricoverati dal proprio animale per non interrompere una catena di affetti. Molte persone sono single o non hanno figli o comunque sono famiglie fatte da 2 persone e hanno invece un animale e questo animale viene vissuto proprio come un membro effettivo della famiglia. Poi c'è la pet therapy, ma questo è un tema di cui io non mi occupo, invece la dottoressa White è anche un'esperta in questo senso e magari potrà dire qualcosa di più. Io mi limito al momento diciamo, a quello che è il rapporto tra il cane, l'animale domestico, la natura e il benessere fisico e anche psicologico che ne deriva, perché anche semplicemente, come dicevo prima, frequentare più spazi verdi, avere maggiore disponibilità di luce naturale, eh, osservare la biodiversità urbana e creare una sorta di socialità informale ci fa bene anche a livello di umore, di psiche. E, per esempio ci sono studi che ci dicono che l'interazione positiva tra il cane e il suo conduttore o il padrone, come vogliamo chiamarla, può essere associata a un aumento dell'ossitocina, una Sì. riduzione del cortisolo, che è un ormone dello stress, e quindi questo è sicuramente qualcosa di estremamente utile. Poi c'è anche un ultimo punto: se il cane possiamo viverlo come una sorta di, mettiamolo tra virgolette, di ponte biofilico, perché funziona come una sorta di mediatore quotidiano di connessione con la natura, ci porta fuori casa, per noi aumenta il tempo trascorso all'aperto,
stare nella natura ci favorisce l'osservazione degli alberi, delle stagioni, del clima e quindi ci rende più visibile la qualità degli spazi urbani che altrimenti passerebbero magari inosservati di fretta, correndo tra un Certo. ufficio e l'altro o andare a fare la spesa e poi tornare subito a casa. Quindi questo è un qualcosa di estremamente bello, estremamente utile, estremamente interessante. E vorrei Certo. chiudere dicendo che c'è un recente studio appunto che ha rilevato che tra tutti gli animali domestici il cane è veramente quello più associato a una maggiore connessione con la natura. Quindi non a caso il nostro format si focalizza appunto sul cane e sul padrone o sul conduttore come motore di benessere, di salute, di qualità della vita e anche di riconnessione all'ambiente. Grazie Presidente. Io passerei a questo punto la parola alla dottoressa White perché più di darle il là in questi termini non si può, però volevo anche chiederle, visto che in qualche modo l'ha introdotta, dal punto di vista psicologico, lei è tra l'altro una psicologa clinica ambientale, che legame si crea e per le persone anziane a cui spesso noi ci rivolgiamo, quanto potrebbe essere importante l'introdurre un cane in un ambito di una vita anche solitaria di una persona anziana, un animale domestico. E dopo entriamo a Certo, bomba nella natura. assolutamente. Sì, assolutamente importantissimo. In Italia, tra l'altro, noi siamo uno dei paesi più avanzati al mondo per quello che riguarda gli interventi assistiti con gli animali. Abbiamo un centro di referenza nazionale che presidia queste attività, diciamo, controlla tutto quello che riguarda lo svolgimento di queste attività, i professionisti qualificati per svolgerle e anche tutela chiaramente gli animali che si prestano a svolgere queste attività importantissime. Gli anziani e i bambini sono quella parte della popolazione che sono più sensibili proprio a questo tipo di interventi. Quindi ne giovano particolarmente e appunto attività con cani, gatti, conigli, cavalli o asini, che sono diciamo i 5 animali che Ah, sono ufficialmente considerati come appunto gli animali per interventi assistiti, sono appunto assolutamente efficaci, come dimostra non solo la scienza, come appunto spiegata precedentemente dal professor Miani, ma anche proprio dalle tante esperienze che sono state già svolte sul nostro territorio nazionale. Quindi l'Italia è davvero, dobbiamo essere orgogliosi di quello che si sta già facendo in questo senso. Siamo proprio un paese che ama gli animali, che appunto li tratta, come si è detto, come famiglia, ma anche proprio come diciamo degli operatori che aiutano appunto soprattutto anziani e bambini a stare meglio da un punto di vista motore, da un punto di vista psicologico, cognitivo. Vengono ad esempio fatte attività di lettura assistita con gli animali, quindi bambini che hanno magari difficoltà a imparare a leggere quando iniziano appunto la scuola, trovano tantissimo giovamento, tantissimo aiuto nello svolgere appunto attività di lettura assistita, ad esempio con un gattino, con un coniglio, animali che davvero aiutano nell'apprendere anche a leggere. Sono tutti ovviamente attività che si svolgono seguendo dei protocolli, seguendo delle fasi, delle azioni specifiche, nulla è dato al caso e appunto anche per gli anziani sono state svolte tantissime attività, ad esempio negli ospedali, nell'RSA o comunque anche a domicilio con anziani che hanno difficoltà appunto motorie piuttosto che certo. di umore, piuttosto che appunto di Quindi isolamento è sociale, positivo. quindi Ok. assolutamente raccomandate questi interventi, ecco. Benissimo, quindi ascoltate i suggerimenti della dottoressa White, nonché presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia. Prendete un cagnolino e migliorerete il vostro stato psicofisico, è molto significativo. Dottoressa, perché la natura ha questo potere
curativo. Cos'è che succede? Che meccanismi si innescano e contro anche quali tipi di problematiche, di patologie? Allora, noi, come ricordiamo sempre, siamo natura, per cui anche se sembra una frase ovvia, purtroppo spesso lo dimentichiamo. Per cui dobbiamo pensare che ogni cellula del nostro corpo, nel nostro cervello, è, diciamo, progettata per funzionare, in modo ottimale quando è a contatto con la natura. Ricordiamo che l'essere umano, si è evoluto, è cresciuto, ha vissuto a strettissimo contatto con la natura per tutta la nostra storia su questo pianeta ed è solo recentemente, negli ultimi 200 anni a malapena, che viviamo appunto in ambienti urbani, in ambienti confinati e di conseguenza in ambienti che non sono adatti a sostenere quello che la nostra fisiologia e la nostra psicologia richiedono. Per cui ne va di conseguenza che se noi diamo al nostro corpo e al nostro sistema nervoso ciò di cui necessitano, quindi la natura in primis, questi funzioneranno meglio. Per cui vediamo dei risultati enormi, li percepiamo anche noi senza dover, diciamo, esporci a una ricerca scientifica, sentiamo subito, già dopo pochi secondi di contatto, ad esempio, con la luce naturale, che la nostra tensione si allenta, iniziamo a essere più rilassati, anche volendo più vigili, più focalizzati nel caso della luce, oppure l'umore migliora, ci sentiamo più felici. Tutta una serie di conseguenze che poi arrivano anche sul piano fisico, come il miglioramento del sistema immunitario, il miglioramento di quello che sono gli equilibri ormonali, il metabolismo e tutto ciò che riguarda il ciclo sonno-veglia, ma anche ad esempio gli stimoli della fame o della sete, che Ah. potremmo considerare come normalissimi processi fisiologici che però senza la natura ne risentono grandemente. Quindi sia a livello fisico che a livello psicologico il contatto con la natura è ciò che il nostro corpo e il nostro cervello richiedono costantemente. Ecco, quindi ogni qualvolta non siamo in grado di esporci alla natura, ecco che lì iniziamo un po' a soffrirne e quindi dobbiamo Ecco, la natura, intervenire. che cos'è proprio per esempio, cosa vuol dire portare la natura anche all'interno delle proprie abitazioni? È possibile farlo? Lei tra l'altro si è occupata anche di gestione degli spazi all'interno delle abitazioni per renderle il più confortevoli possibili. E in che modo noi possiamo andare nella natura? Perché tante volte, anche se parliamo con persone che hanno difficoltà a spostarsi, eccetera, non è così semplice, così immediato. La città è dappertutto, la cementificazione è angosciante addirittura. Certo, allora è fondamentale, come diceva, portare la natura all'interno dei nostri spazi di vita, quindi i nostri spazi confinati, attraverso appunto la luce naturale, cercando di massimizzarla e di regolare l'accesso della luce naturale in modo tale da comunque mantenere il comfort senza rinunciare appunto a tutte le proprietà fondamentali che la luce naturale ha. Così come le viste sull'esterno. Dalla ricerca sappiamo che vedere anche 3 alberi dei propri spazi confinati ha un impatto enorme sul benessere, sul sistema immunitario, sui processi anche di guarigione. Non solo possiamo utilizzare elementi verdi all'interno dei nostri spazi, perché no, come si diceva, animali domestici, profumi naturali, materiali naturali, cercare di ventilare i nostri spazi con aria appunto naturale, cercare di portare dei profumi, dei sapori, ecco, la natura a 360 gradi. Pensiamo che anche solo vedere un'immagine di natura ha un impatto positivo sia sul nostro benessere psicologico che fisico. Quindi, perché no, possiamo usare anche tutti i nostri device, telefoni, computer, schermi di cui disponiamo per proiettare o appunto selezionare uno sfondo con la natura che anche se in forma digitale ha comunque dei benefici per noi. Da un punto di vista urbano invece
ciò che noi possiamo fare come cittadini è quello di scegliere di recarci in luoghi naturali, ad esempio durante il tempo libero, prendendo appunto una pausa, magari durante la pausa pranzo al lavoro, oppure scegliere di spostarci, ad esempio sempre per andare al lavoro, dove dobbiamo fare le nostre commissioni, scegliendo magari un viale alberato, oppure lungo un fiume, lungo un canale, scegliendo proprio delle aree che magari dei percorsi che attraversano delle aree con dei parchi, con delle forme d'acqua, quelle cosiddette zone verdi e zone blu di cui le nostre città dispongono poco, però dobbiamo dire sempre di più. Infatti vediamo proprio anche a livello nazionale come tantissime città, tantissimi comuni si stanno mobilitando per incrementare enormemente queste zone verdi e zone blu che possono essere anche fontane, bacini d'acqua, delle forme d'acqua piccole o grandi che hanno dei benefici importanti a livello di rigenerazione psicofisica, riduzione dello stress e di benessere, quindi per noi cittadini che spesso, ahimè, siamo appunto stressati e siamo un po', diciamo, stanchi, esauriti. Quindi queste forme di natura ricaricano letteralmente le nostre batterie psicofisiche e al contempo infondono una sensazione di benessere e di minore stress misurato proprio dalla riduzione del cortisolo, che è l'ormone dello stress. Si innalzano anche le difese immunitarie e lo stare in un parco, in una zona aperta, sui colli anziché al lago, al mare, può aiutare anche le persone che sono leggermente immunodepresse, o no? Sì, infatti si vede ad esempio dalla ricerca che nelle città le persone che vivono in quartieri che hanno più presenza di verde generalmente soffrono meno di disturbi d'ansia, ad esempio, o comunque di stati ansiosi. E a parte questo, dalla ricerca si vede in modo assolutamente evidente quanto la presenza di verde, il contatto con il verde possa ridurre appunto l'ansia e la depressione che ahimè sono considerate davvero qualcosa di molto molto comune all'interno della popolazione generale. Qua parliamo ovviamente di livelli lievi, appunto Sì. temporanei, che però è, ahimè, comune sperimentare al giorno d'oggi, anche proprio per le condizioni ambientali e di vita in cui viviamo. E quindi nascono proprio le prescrizioni di natura, che è un approccio che coinvolge gli operatori sanitari come gli psicologi e i medici, dove essi hanno la possibilità di proprio prescrivere dosi di natura, secondo quelle che sono le indicazioni della scienza, per promuovere il benessere psicologico a coloro che ad esempio soffrono di stati depressivi lievi o moderati o stati ansiosi lievi o moderati o prevenire appunto i medesimi. Questo approccio nasce in paesi come il Canada, soprattutto, dove è diventata proprio una pratica comune a livello nazionale nel sistema sanitario nazionale canadese, ma anche in paesi come il Giappone, con i famosi bagni di foresta, e il Regno Unito. Ecco, io in Italia ormai da anni porto avanti questo approccio, lo utilizzo all'interno della pratica clinica e anche attraverso l'Accademia Italiana di Biofilia facciamo proprio formazione per formare i professionisti sanitari nel poter utilizzare questo approccio, perché è evidentemente un approccio che funziona, appunto, è un approccio evidence-based, ovvero basato sull'evidenza scientifica, accessibile perché appunto prevede proprio appunto la prescrizione di tempo all'aperto in spazi verdi e in spazi blu, come si diceva precedentemente, ed è gratuito. Per cui è qualcosa di molto efficace, accessibile e che non ha Realizzabile. effetti collaterali, quindi non può fare male.
Assolutamente. Volevo chiederle il fatto delle luci solari praticamente. Adesso c'è l'orario legale che porta ad essere esposti più tempo alla luce. Fa bene alla salute, sarebbe meglio questo orario solare, questo orario legale portarlo tutto l'anno, anche nel lunghissimo periodo invernale, quando abbiamo poca possibilità di stare in mezzo alla natura e immersi nella luce? Allora, io rispondo a parte di questa domanda, poi passo la parola al professor Miani, che lui è, Una battuta proprio di chiusura, diciamo, sì. uno dei massimi esperti su questo tema. Pensiamo noi italiani, quando apriamo la finestra la mattina e vediamo che fuori è nuvoloso, immediatamente l'umore è un po' così così, la giornata inizia in modo diverso da quando invece apriamo le finestre e vediamo un bel sole e il cielo azzurro. Ecco, oltre a essere molto molto sensibili al clima, siamo appunto sensibili alla luce naturale. La luce naturale è proprio un elisir di benessere, sia a livello psicologico, sia a livello fisico, appunto come si diceva ormonale, immunitario, va a regolare il sonno, che sappiamo essere appunto qualcosa di importantissimo nella nostra epoca, riuscire a dormire e a dormire bene. E quindi più luce naturale entra nei nostri occhi e nel nostro organismo di conseguenza, che ne fanno appunto da canale, meglio è. Quindi cercare davvero di privilegiare, massimizzare la luce naturale piuttosto che quella artificiale, magari fredda, che è addirittura dannosa per il nostro Chiaro. sistema nervoso, e appunto cercare veramente di prendere anche quei 5-10 minuti di luce naturale il mattino, in modo tale da poter comunicare tramite l'occhio e la retina, che parlano quindi a tutto il cervello, che è giorno, e quindi certi ormoni devono essere prodotti in modo tale che l'organismo possa mettersi in moto ed essere focalizzato per la giornata. Grazie, grazie dottoressa. Ci deve essere il presidente Alessandro Miani, è connesso, è collegato con noi ancora. Sì, certo. Eccolo, una battuta di chiusura, perché voi come SIMA state facendo una battaglia per l'ora legale, vero? Sì, Raccolta no, firme, più che altro. l'ora legale permanente, dopo che abbiamo raccolto oltre 355.000 firme di cittadini italiani, oggi è instradata in un percorso parlamentare. La Ah, 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati sta facendo proprio in questo periodo delle audizioni con tutti i soggetti potenzialmente interessati, che si concluderà a fine giugno. E il nostro auspicio, ma ritengo che poi sarà probabilmente quello che si potrà raggiungere, è una sperimentazione italiana che possa confermare dati già oggi presenti a livello internazionale, che ci dicono che un'ora di luce in più nei tardi pomeriggi, soprattutto invernali, porta vantaggi a livello di umore, a livello di salute, di socialità, di sicurezza, di commercio, quindi anche economici, oltre che risparmi in termini energetici e anche risparmi in termini ambientali, nel senso che inquiniamo molto meno l'ambiente. e quindi speriamo che si possa arrivare a una conclusione positiva, perché effettivamente l'Italia è in una posizione geografica diversa rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, dove magari se ci si sposta occasionalmente ci si nota che ci sono molte più ore di esposizione solare anche nei periodi in cui noi invece siamo proprio al buio, no? Esattamente, consideriamo che la maggior parte della popolazione è attiva non la mattina presto, ma è attiva soprattutto attiva e ha una maggiore propensione alla socialità, anche a stare nel verde, come diceva la dottoressa White, dopo il lavoro, dopo la scuola, quando le mamme e il papà vanno a prendere i ragazzini. C'è anche un fattore proprio di qualità di vita e di socialità urbana che la luce consentirebbe, se ci fosse l'ora legale permanente, anche nei tardi pomeriggi, soprattutto in quelli invernali in cui invece il buio con l'ora solare arriva molto prima, ovviamente. E questo porta da un lato la possibilità di vivere di più all'aperto, quindi godere di più luce naturale, ma farlo anche con maggiore sicurezza, perché dove c'è luce c'è anche un Sì. controllo, diciamo così, diretto o indiretto della città, per quanto riguarda la sicurezza
sicurezza, e sappiamo che Certo. oggi in Italia, insomma, in molte città È un si elemento vivono importante, situazioni di assolutamente. non eccessiva sicurezza e quindi più luce, insomma, più vitalità, più voglia di fare, e ci sono Chiaro. anche dati che ci dicono davvero che c'è un incremento proprio dell'attività del commercio al dettaglio, di Sarebbero quartiere, contenti tanti insomma, commercianti. e questo Grazie. porta dei vantaggi, ecco. Perfetto, siamo giunti al termine, sarebbe tanto ancora da raccontare. Io vi devo ringraziare, dottoressa Rita White, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, psicologa clinica e ambientale, il professor Alessandro Miani, presidente Società di Medicina Ambientale SIMA, di essere stati qui con noi, di averci illustrato queste ricerche estremamente interessanti che stanno conducendo, questi studi che stanno portando avanti. Vi ringrazio, vi auguro naturalmente buon lavoro, ci sentiremo ancora perché ci aggiornerete sulle vostre ricerche. Senza nessun Grazie. dubbio sì, grazie e buona serata a lei e agli ascoltatori. Grazie ancora cari telespettatori, io vi ringrazio di averci seguito, naturalmente buon proseguimento e a presto.